Fleximan non dico nulla, dico se mi fosse concessa una battuta, se si candida alle europee questo si fa un partito per conto suo e va in Europa di sicuro. Resta un reato comunque. Resta un reato e ribadisco, non bisogna tollerarlo, non bisogna neanche banalizzare, non sono cose che sanno da fare, probabilmente verrà assicurato alla giustizia, lui o tutti coloro che lo emulano in questo momento, però ribadisco anche che serve, è necessario ed è quanto mai urgente che si torni a far prevalere quel principio che lo strumento dell'autovelox serve per far sicurezza e non cassa, perché oggi non è così. Da sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon sa benissimo quanto il tema autovelox sia caldissimo e divisivo. Da un lato c'è il tema della sicurezza stradale, dall'altro le tasche dei cittadini, in mezzo le casse spesso esangui dei municipi. La condanna del gesto in sé è solo la premessa, per il resto serve una forte autocritica. Marcon gioca a carte scoperte. Diventa intollerabile ormai ai più questo che si intravede come strumento esclusivamente per fare cassa. Abbiamo visto cosa è successo a Cadoneghe, vediamo cosa succede sulla strada del Santo, la 308, con sindaci che chiedono l'abbassamento del limite. Non è giusto secondo me. Oggi bisognerebbe in qualche modo intervenire sulle sanzioni accessorie, e quindi se qualcuno viene pizzicato che sappia che la patente magari gli viene portata via per un tempo prolungato. Insomma, per il presidente della provincia ci sono altri mezzi per fare prevenzione e repressione, forse più efficaci. Agire con sanzioni pesanti e con strumenti che la legge dice non essere legittimi. Ripeto, un ricorso è stato vinto di recente, un ricorso è stato vinto a Fontaniva, mi sembra, e quindi io credo che in virtù di queste sentenze, di queste, chiamiamole come si vuole, bisognerebbe intervenire e non autorizzarli, toglierli laddove serva toglierli senza aspettare che arrivi Fleximan.